Amici del beach soccer, il piatto forte di giornata, ben trovati dal Beach Stadium Matteo Valenti. Non è un incendio quello che vedete, ma sono i fumogeni bianconeri dei tifosi del Parma e Viareggio, padrone di casa, che affronta l'Epicar San Benedettese al Beach Stadium Matteo Valenti. Buonasera, ben ritrovati da parte di Matteo Santi. Ultimo quarto di finale, fin qui tutte le teste di serie hanno rispettato il pronostico. Catania Beach Soccer in semifinale, così come il Napoli che poco fa ha superato l'FVG e ha conquistato, staccato il pass per la semifinale scudetto. Il Viareggio e la Samb, un grande classico del beach italiano, che si affrontano per quest'ultimo quarto di finale. Andiamo a leggere i direttori di gara. Ovviamente in semifinale c'è anche il Pisa che ha battuto la Roma. Arbitro numero 1 Moreno, poi Moreno Longo di Paola, poi Peparra di Foggia. Il crono è Fiammetta Susanna di Roma 2. Le formazioni con la Samb con Paterniti, Miceli, Ryan, De Baptistis, Mascaro, Palma, Bernardo, Curcio, Rafael, Addari, Giordani e Cameli. Questi gli uomini a disposizione di Oliviero Di Lorenzo. D'altra parte Carpita, Ghilarducci, Bertacca, Pugliese, Genovali, Ozu, Ze Lucas, Remedi, Santini, Petracci, Leo Martins e Fazzini, questi ragazzi di Corosiniti. Grande atmosfera, tutto esaurito qui al Beach Stadium Matteo Valenti. In telecronaca con me il mio fido scudiero, e scusate il gioco di parole, Attilio Scuderi. Ciao Attilio. Ciao Matteo, ben trovato. Non mi sono mosso da qui, mi verrà un'insolazione, però ce la farò da qui alla fine anche di questa partita. Questa è tutta da vedere, perché la torsida è quella giusta, l'ambiente è quello giusto, le due squadre sono quelle giuste, quindi tra Parma e Viareggio ed Epicar San Benedettese sarà veramente un grandissimo quarto di finale per vedere chi affronterà i campioni d'Italia in carica dell'Energy Pisa. Grande entusiasmo qui a bordo campo per quanto riguarda Viareggio, ti devo dire è stata un po' timida nella regular season l'Epicar San Benedettese, ma sappiamo bene che se si accendono e se si accende qualche giocatore può diventare anche lei una scheggia impazzita. Assolutamente sì, Samba che è una grande tradizione di beat, l'ha ovviamente anche il Viareggio, che partirà con Carpita, Prepali, Ozu, Ze Lucas, Petracci e Leo Martins. Dall'altra parte Paterniti, Frepali, Addari, Bernardo, Mascaro e Rafael. Sarà il Viareggio a dare il calcio d'inizio della partita. Come detto, chi vince raggiunge in semifinale il Pisa. Dall'altro lato del tabellone Catania Beach Soccer e Al Salab Napoli. E qualora dovesse passare il Viareggio si prospetterebbe una semifinale incredibile, un derby sentitissimo con il Pisa, ma c'è da giocare e da vincere per il Viareggio questa di semifinale davanti al pubblico amico, davanti al Beach Stadium intitolato alla memoria di Matteo Valenti, Leo Martins e Ze Lucas sul pallone. 3 tempi da 12 minuti in caso di parità, chiaramente tempi supplementari e poi eventualmente i rigori. Si attende solamente il fischio da parte dei direttori di gara per cominciare questo quarto finale, l'ultimo di questa Final 8 scudetto di questo venerdì che apre questa 3 giorni qui a Viareggio. Cenno d'intesa fra gli arbitri, arriva il fischio, la alza Leo Martins, il pallone per Ze Lucas che allarga il gioco per Petracci, Mascaro in scivolata ad opporsi, rimessa a Ze Lucas. Leo Martins in rovesciata, subito la traversa, subito un'occasione per il Viareggio che è partito forte. Forse un fallo qui su Leo Martins, non c'è per gli arbitri, si gioca, poi Mascaro interrompe la propria corsa e butta il pallone fuori. Atti, che approccio del Viareggio. Guarda, dalla mia prospettiva ancora sta tremando la traversa. Secondo me Paterniti non si è accorto neanche che era partito il missile di Leo Martins. Alle mie spalle c'è anche il direttore tecnico del Viareggio Santini, è arrivato anche Gechi Valenti che, se parliamo di rovesciate, lui era un grande esperto.
stata una delle colonne, delle bandiere del Viareggio. Ovviamente Jackie Valenti, forse in assoluto esteticamente la rovesciata più bella per anni di tutto il circuito. Ha appeso maglietta e pantaloncini al chiodo ormai Jackie Valenti, ma non manca mai qui l'appuntamento a Dari. Attento Carpita, va al lancio lungo, Petracci si svita bene, preso da Bernardo, prova ad accomodarsela Petracci lungo l'out, gira dietro dal giapponese Ozu Moreira. Carpita calcia, respinta la conclusione, Ozu allarga bene il gioco, Leo Martins, un po' di spazio, controllo, conclusione, il Viareggio avanti, la sblocca subito Leo Martins al secondo minuto di partita, è 1-0 Viareggio. Sì, è un gran gol, anche perché hanno sfruttato transizione perfetta e ampiezza, dove Leo Martins poi l'ha messa sul primo palo. Secondo me Paterniti si aspettava l'incrocio da parte del portoghese e invece la palla è andata dove non si aspettava il numero 1 della Samb. È scoppiata la curva dell'arena di Viareggio, dell'arena Matteo Valenti. Ecco la giocata di Ozu e poi la sassata di Leo Martins, che poco fa c'era andato vicino in rovesciata con la traversa, e alla seconda occasione il portoghese non si fa pregare, trovando il gol del vantaggio per il Farmai Viareggio, che prova subito a indirizzare la partita. Calcia Rafael da lontano, palla sul fondo, sulla centrata della Samb. Ozu, De Lucas, ancora per Ozu, dietro da Andrea Carpita, lancione con le mani, Petracci di sponda, esce Seba Paterniti, portiere in seconda della nazionale ormai da un po' di tempo, titolarissimo Leandro Casapieri del Pisa. Nella partita precedente l'abbiamo visto in tribuna parlottare con Elliott durante la partita, anche il consiglio tra due grandissimi interpreti del ruolo. Qui calcia Paterniti e fa il solletico a Carpita, pallone sul fondo. Leo Martins. Cominciano i primi cambi, Matteo, da parte di coach Corosiniti, che ne manda dentro 4 in stile Russia: Bertacca, Genovali, Fazzini e Remedi. Roster impressionante quello del Viareggio. Qui Leo Martins accelera sulla sabbia, mette dentro Bernardo di tocco allontana, a Dari, murato da Ozu. Leo Martins rovescia, la palla diventa buona per Petracci, poi Mascaro e ora Paterniti. Lancio in avanti per Addari, uscitona di Carpita in rimessa laterale, tempo perfetto per il portiere di Viareggio e del Viareggio. Addari, i palleggi del capitano della Samb, la recupera Ozu e ora Leo Martins. Ecco il primo cambio, Genovali. Fuori anche Leo Martins e Ozu, eccoli cambi annunciati da Attilio con Fazzini e Bertacca. Carpita lancia in avanti cercando Remedi, Bernardo si fa soffiare il pallone a Remedi, arriva Fazzini, ancora Remedi, allarga il gioco, Bertacca copia, incolla contro C, contro il V, col gol del vantaggio di Leo Martins, spacca la porta Luca Bertacca, 2-0, forma Viareggio, approccio stratosferico della squadra di Corosiniti. Il figlio di Viareggio l'ha messa dentro. Come aggredisce la palla nel calcio, Bertacca sembra il bufalo imbizzarrito che vuole la preda. È la stessa cosa, mette il corpo giù e poi fa partire il destro forte con le quadricipite che si contrae e il collo del piede teso a bucare la porta di Paterniti. Non poteva nulla il portiere della Samb, in totale silenzio. Oliverio Di Lorenzo, continuano i consigli invece da parte di coach Corosiniti. È entrato Ryan che calcia, si fa vedere la Samb, Carpita attento, calcio d'angolo. Grande approccio alla partita del Viareggio, che avrebbe potuto magari risentire della pressione di giocare in casa, del tanto pubblico, dei tifosi, che invece sono stati uno stimolo per partire forte e imprimere subito il proprio ritmo alla gara. Fazzini di tocco, Remedi, palla sul fondo, gioca bene il Viareggio.
Ma sai Matteo, il concetto di pressione è quando c'è distacco, no? Qua in questo ambiente il beach soccer è famiglia da quello che abbiamo sempre conosciuto negli ultimi 13 anni e infatti magari sono gli amici degli amici proprio in tribuna e quindi si crea un'alchimia particolare. Basti pensare che in questo momento in campo ci sono 5 viareggini doc su 5, tutti di qui. E quindi questo chiaramente crea un connubio, no? Fra la squadra e la gente, fra la squadra e i tifosi, perché Carpita, Bertacca, Fazzini, Remedi e Genovali sono tutti di qui, sono tutti cresciuti al famoso muretto di Viareggio, sono tutti nati con la sabbia sotto i piedi. Questo è il gol del 2-0 di Bertacca. Si rialza Rafael, rimessa laterale affidata a Bernardo. Pallone dentro, ci prova Ryan. Ecco, proprio da Ryan, coach Di Lorenzo deve chiedere di più. Un giocatore che l'anno scorso si è messo in luce ed ha conquistato parecchie copertine, quest'anno un po' anonimo e la Samb vuole proprio e servono proprio i colpi anche di Ryan come quelli di Rafael. Genovali scappa via in fascia, cross in mezzo, non può arrivare alle Remedi, rimessa laterale. Non soltanto questi sono i figli di Viareggio in campo, ma sono, per farvi, magari per chi ci sta seguendo in diretta, che non è un appassionato di beach, non segue abitualmente il beach, sono 4 giocatori, tutti e 4, compreso Carpita, chiaramente, della nazionale italiana. Quindi per farvi capire il livello di questa squadra che quando toglie i big stranieri, ovvero gli Ozu, Ze Lucas e Leo Martins, rispettivamente giocatori della nazionale brasiliana, della nazionale giapponese e della nazionale portoghese, può mettere dentro un quartetto tutto italiano senza minimamente abbassare il livello della sua competitività, perché se ormai Genovali e Remedi da qualche anno sono già a quel livello lì, Fazzini e Bertacca sono riusciti a fare quello scatto che gli si chiedeva e sono dei punti fermi e del Viareggio e della nazionale. Matteo, mi permetti una battuta? Come no? Il Viareggio è hybrid. Ah, questa è bella. Già. Viareggio hybrid. Entrano 4 e vanno a determinati giri. Entrano 4 e hanno altri giri. È un hybrid. È una squadra hybrid. Intervento di testa di Petracci, Miceli ricicla all'indietro da Seba Paterniti, deve ricostruire la sua partita la Sam, ma è ancora onestamente lunghissima, manca una vita, siamo solo a metà o quasi del primo tempo. Paterniti di tocco, allargato il gioco su Miceli che controlla su Leo Martins e torna dietro da Paterniti. Curcio attaccato da Petracci, cambio di lato, ancora Miceli, questa volta con un po' di spazio, se l'alza, prepara il tiro, calcia! Aveva preso il giro giusto, si era tuffato Carpita, palla sul fondo. Leo. Carpita. Ozu. Spalle alla porta, rigira ancora dietro dal suo numero 1. Lancio lungo. Petracci. La difende su Miceli, che gliela va a strappare regolarmente. Ozu se l'alza. Rovescia! Largo. Ci ha provato Ozu Moreira. È molto silenzioso il coach Di Lorenzo. Mentre prova Bernardo. Scusa Attilio, credo l'abbia toccata Carpita. E allora è una super parata del numero 1 del Viareggio che va a deviare sulla traversa. Calcio d'angolo per la Samb che ci prova. Bernardo dentro col pallonetto. Altra traversa. È un giocatore favoloso, dal punto di vista tattico non sbaglia praticamente niente. Se avesse anche la freddezza o trovasse la porta con continuità sarebbe un top player Bernardo, e gli manca solo questo. Ora l'ha sfiorato. Dicevo prima della Samb, molto silenzioso Oliverio Di Lorenzo, però se noti sta preferendo un roster molto più dinamico, non vuole punti di riferimento per Ozu, magari lo vuole fare uscire proprio dalla sua fase difensiva. Eh sì, questa sicuramente è una chiave, perché con i suoi centimetri, la sua stazza, Ozu lì dietro è veramente un totem, mentre Ze Lucas prova a mettere palla sopra e Paterniti esce in presa. Eccolo servito Ryan sulla corsa, sfida proprio Ozu che esce un po' dalla sua zona di competenza.
Curcio, Paterniti, i palleggi del numero 1 della Samb, Miceli, ancora Paterniti, lancio con le mani, si apre Bernardo che prova a controllare, mette una palla interessante sul secondo palo, corre, la tiene in campo Franco Palma, mette dentro Leo Martins di testa, rimessa Samb che però adesso inizia a crederci, deviazione di testa di Pugliese, calcio d'angolo. A proposito di figli di Viareggio, anche Fabio Pugliese, sempre più spazio per lui in prima squadra, calcio d'angolo per Palma, Bernardo l'accomoda, interviene Leo Martins, deviazione, il pallone non è uscito, si lotta lì con Bernardo che protegge il controllo di Palma, si gira fronte alla porta, mette dentro per Ryan, di testa Ozzo, allontana, rimessa laterale. Palma, taglio di Miceli, palla che arriva a Ryan, Miceli la ruba Zelukas, ripartenza Viareggio, Zelukas dentro per Pugliese, anticipato all'ultimo da Palma. Ryan, verticale la chiusura di Ozzu, Pugliese sposta palla, viene fermato senza fallo, ancora Pugliese che insiste, scarta, va da Zelukas, Ryan selva di gambe, Zelukas salta anche Paterniti e calcia sul palo esterno. Matteo, c'è Paterniti che chiede spesso ai suoi compagni: dovete giocare con me, non mettetevi in difficoltà, ci sono io, giocate con me. L'impressione è che ogni volta che il Viareggio accelera, ogni volta che riesce a rendersi pericoloso da Paterniti, può far male in qualsiasi situazione alla Samb. 2:58 alla fine del primo tempo. Rafael qui superato fisicamente da Bertacca, rimessa comunque Samb, taglio sul secondo palo di Mascaro, colpo di testa di Palma, Rafael prova a girarsi lungo il fondo, tenuto da Remedi, la palla sbuca fuori da Palma, dietro da Paterniti, se la va a prendere Miceli. Paterniti, Palma, Paterniti, Palma saltata alla linea di pressione, controllo così di Franco Palma, Zelukas la va a rubare, poi si prende il fallo, calcio di punizione in favore del Parma e Viareggio, conquistato dall'asso brasiliano della Seleção, Zelukas. Franco Palma, un altro giocatore infinito, classe 81. Matteo è un giocatore di questo sì, ma si è ripreso da 2 infortuni bruttissimi e ancora, nonostante la sua classe 81, come ti dicevo, è ancora in campo, ancora che determina, ancora che riesce a dare molto equilibrio alla squadra e anche alla formazione di Di Lorenzo. Intanto sopra di me parlottano un certo Ramacciotti assieme al direttore tecnico Santini proprio sulla partita. Ramacciotti che dallo scorso anno l'ha data su per quello che riguarda il beach giocato, ma non scorda il suo grande amore. Seguiamo Zelukas, Paterniti respinge un pallone insidioso. Zelukas che è il vice capocannoniere del campionato, 12 gol per lui, in testa c'è Eudin del Catania SST che è stato quest'oggi eliminato nel quarto di finale, perso dalla sua squadra contro il Catania Beach Soccer, mentre c'è un fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione indiretto per la Samb. Sì, 4 secondi, nonostante ti dico che Corosiniti aveva chiamato Tommaso Fazzini 2 volte l'ampiezza, ha detto non stare così vicino, tocca e vai largo, facciamo 2-2. In questo caso non è stato ascoltato Corosiniti, i 4 secondi e punizione per la Samb. E ancora lo ripete, dice andiamo a 2, poi va in mezzo, queste le indicazioni di Corosiniti. Quota 11 in classifica marcatore, è salito invece Leo Martins con il gol del momentaneo 1-0. Ma seguiamo il calcio di punizione affidato a Rafael. Non fatevi ingannare dalla distanza, è simile a campo, ma nel beach si può segnare da tutte le posizioni. Parte Rafael, il suo destro carpita, parata difficilissima col ginocchio, era molto insidioso perché il pallone era ballerino sulla sabbia. Angolo di Palma per Mascaro, Genovali
con una profonda diagonale difensiva, poi fallo conquistato da Tommy Fazzini, calcio di punizione Viareggio. Ma che giocatore è Genovali? È una dinamo il giocatore bianconero. Gli dai palla e parte. Non ha palla ed è sempre l'uomo in più in fase difensiva. Io credo che è uno di quei giocatori che vorrebbero avere tutti gli allenatori. Però la Samb appare viva nonostante il 2-0. Sembra manchi poco alla formazione di Olivero Di Lorenzo per ritornare proprio in gara. Manca il gol, finora Carpita ha chiuso. Seguiamo Fazzini. Col sinistro strozza troppo la conclusione che termina quasi all'altezza della banderina. Strozza la conclusione Tommy Fazzini. Ultimi 96 secondi del primo tempo. Paterniti. Arriva un altro fischio, il fallo commesso da Bertacca, stavolta su Miceli. Un minuto, 23 secondi alla fine della prima frazione di gioco. È avanti il Parma Viareggio 2-0 sulla Samb. Ricordiamolo, chi vince va in semifinale con il Pisa, che ha sofferto le pene dell'inferno con la Roma per arrivare in semifinale scudetto. Miceli, alto. Carpita. Fazzini, Carpita. Bertacca di tocco in avanti, non può arrivare stavolta da Genovali e allora Paterniti ha già rilanciato profondo. Fazzini di petto, Remedi l'aggiusta, controllo di Remedi che passa su un avversario, spezza, raddoppio Remedi, poi chiude bene Miceli, riparte la Samb, o almeno ci prova perché Rafael viene circondato. Fazzini ruba palla, punta alla porta, spazio per il sinistro, alto. Tommaso Fazzini, una famiglia di calciatori, quella Fazzini, suo fratello più piccolo, giocatore dell'Empoli, con anche tante presenze in Serie A quest'anno. Viene interrotto il gioco per l'intervento su Curcio. Gli arbitri interrompono il tempo e a 29 secondi dalla fine si riparte con la rimessa in favore del Viareggio. Genovali che va dietro da Carpita. Bertacca. Carpita. Profondo Genovali, si gira, la tiene in campo. Duello con Miceli, ma il pallone è uscito. La rimessa è per l'Epicar San Benedettese. Paterniti. Ma lungo con le mani, cercando Mascaro. La prende Carpita e arriva il duplice fischio. Primo intervallo fra gli applausi del Beach Stadium. Matteo Valenti, Parma e Viareggio avanti 2-0 sull'Epicar San Benedettese grazie ai gol segnati da Leo Martins e da Bertacca. Vantaggio che mi sento di dire meritato. Adesso andremo a sguinzagliare il nostro Attilio Scuderi sulle panchine per andare a assaporare gli umori dopo questi primi 12 minuti. Il quarto di finale che chiude il programma di questa prima giornata. Abbiamo giocato a orari un pochino anticipati rispetto al consueto, perché questa sera alle ore 20:30 inizierà la serata di gala del beach soccer italiano organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, la serata degli awards in cui verranno celebrati i primi 20 anni di attività sulla sabbia. Quest'anno ricorre infatti proprio il ventennale di questo sport. Semifinali che saranno in diretta su DAZN a partire da domani pomeriggio, così come la finale scudetto femminile e quella maschile che si giocheranno invece domenica.
16:30 la finale femminile, a seguire le 18 quella maschile. Matteo. Vai Attilio, vai. Allora, no, solo per sentire un po' quello che è stato il parlottare da parte della panchina dell'Epicar San Benedetese, dove coach Di Lorenzo ha chiesto non sempre il 2-2, ha detto proviamo anche a vedere di stare 3 più bassi, vediamo se ci vengono a prendere, se si aprono dei corridoi importanti, casomai mandiamo in avanscoperta Paterniti, che magari può avanzare di più e possiamo guadagnare anche più campo e luce se ce lo permettono. Coach Corosiniti ha invece parlato più che altro della costanza di palleggio da parte del suo Viareggio, ha continuato a chiedere a Carpita di venire, di fare 2-2, ha detto anche di avere molta pazienza, siamo avanti 2-0, non dobbiamo avere fretta, cerchiamo spazio, cerchiamo giocata, cerchiamo la porta. Corosiniti, Attilio, che si è riciclato, no? In questa nuova veste da allenatore, mi sembra perfettamente calato nel ruolo, che ne dici? Secondo me è sempre stato un allenatore. Allenatore in campo, sì, io ho avuto modo di viverlo nella mia esperienza a Catania ed è un giocatore che era un allenatore in campo, era un leader silenzioso, era uno che non mollava mai e col gioco dava dei messaggi chiari. È iniziato il secondo tempo con la centrata della Samp che è stata murata, rimessa laterale in favore del Viareggio. Carpita. Ozu. Carpita. Attaccato da Bernardo, il pallone per Ozu Moreira che la alza a Dari di petto, dietro da Paterniti. Mascaro anticipato da Ozu, che ora riparte ancora da Andrea Carpita, fa la spola Mascaro, il pallone per Ozu che anticipa Curcio e forse subisce fallo, arriva il fischio e infatti è così, calcio di punizione per il Viareggio. Proteste da parte della Samp per il fischio arrivato in ritardo da parte del direttore di gara. Sì, c'è stata la spiegazione, Matteo, da parte del primo arbitro, ha detto si è materializzato dopo il fallo, quindi ha fischiato dopo perché poi si è materializzato dopo. Questa è la spiegazione Ha provato, dell'arbitro. diciamo, a vedere se c'era vantaggio. Sì, bravo, Vantaggio che non si è perfetto. concretizzato, è arrivato il fischio, questo calcio di punizione e attenzione al tiro di Ozu Moreira, può far molto male da quella zona centrale del campo, va a sistemare la sabbia proprio sul punto di battuta, piazzando il pallone sul Montarozzo, prende una lunga rincorsa, minaccia il tiro potente, viene fatta rispettare la distanza da parte dei direttori di gara. Ora arriva il fischio, parte Ozu, destro, fortissimo di Ozu, palla alta, per fortuna di Paterniti, nulla di fatto, si resta 2-0. Attilio, non era male il tiro, no? No, guarda, mi sembrava una supernova il pallone calciato, perché poi ha preso una traiettoria, non hai neanche visto il rumore del pallone, sì. impressionante. Sì, se ci vogliamo ricamare sembriamo al calcio atomico di Ollie e Benji, dai. Il tiro della tigre di Mark Lender. Sì, una cosa del genere. Tra l'altro noi che siamo vecchi lo chiamiamo ancora Ollie e Benji, le nuove generazioni lo chiamano Capitan Tsubasa, Mark Lenders si chiama Yuga, l'ho scoperto grazie a mio figlio, ma questa è una cosa che non interessa a nessuno. Assolutamente. Rimessa al fondo per Paterniti, torniamo sulla partita. A Dari. I palleggi, il pallone per Paterniti. Che calcia da lontano, il pallone non troppo lontano, alla battezzata bene Carpita, che gioca da Ze Lucas, preso da Dari. Carpita
Tale Carpita che calcia! Il volo di Paterniti in calcio d'angolo, come aveva tirato Carpiti, dove è andata a prenderla Paterniti. Sono le sue parate, Matteo, perché Paterniti è un altro che tra i pali è elettrico, anzi si esalta proprio in questi tiri dove può accendere l'esplosività delle sue leve, no? Mascaro. Paterniti, Curcio. Addari. Calcio da lontano. Carpita, attento ancora fra i pali. Parata difficile. Era impallato da un paio di giocatori. Poi il pallone è alzato. Ze Lucas spizza. Mascaro in agguato. Giù Petracci. Carpita la butta fuori. Arriva l'interruzione del gioco da parte degli arbitri. 8:50 alla fine del secondo tempo. 2-0 Viareggio. Intanto vengono richiamati, prima è stato richiamato Luca Addari in panchina, adesso Curcio, anche Mascaro che è rimasto, sì, anche lui si è accomodato in panchina, dentro Miceli, dentro Ryan, adesso sta rientrando Rafael, mentre cambia anche per Viareggio dove ancora Corosiniti cambia il roster a 4, sempre i soliti Remedi, Fazzini, Bertacca e Genovali. Fazzini. Carpita. Lancio lungo con le mani. Arriva Remedi. Genovali. Carpita. Manda su da Fazzini che fa da riferimento come pivot. Arriva Remedi. Queste sono le sue giocate. Ancora Remedi. Pallone preso da Paterniti. Poi buona l'uscita di Carpita che in due tempi si va a prendere il pallone. Sempre lesto in queste situazioni mezzo alle Remedi. Sempre il primo ad arrivare sul pallone. Carpita. Genovali. Controllo. È preso da Bernardo. Sposta palla a sinistro. Prende Miceli, poi Remedi, si gira, destro! Solo Ryan ad opporsi sul tiro di Remedi. Aveva calciato benissimo, benissimo, aveva preso anche il giro giusto, gran movimento di Remedi. Calcio d'angolo. Va a vedere Bertacca, il pallone viene recuperato da Bernardo che protegge l'uscita di Paterniti. Prova a correre Ryan. La ruba Fazzini, poi giù Ryan, si gioca, non c'è fallo. Remedi se l'alza, mezza idea di calciare, poi la rimette giù contro Miceli, che è un ottimo difensore in aiuto con Ryan, liberano Rafael! Palo clamoroso da parte di Rafael Silva, vicinissimo al gol del 2-1 la Samb. Poi ci prova Ryan, il pallone è sul fondo, occasione per la Samb che è viva. Sì, non è fortunata anche perché ha calciato benissimo Raffaella, ha beccato il secondo palo, Carpita si è allungato, non ci sarebbe mai arrivato, quindi anche un po' di dose di fortuna serve alla Samb per cercare di rientrare in partita. È rimasto giù Iano Ryan Rangel, classe 2000. Quest'anno l'abbiamo visto in maglia Nettuno con suo fratello Brian. Quest'anno non è nel nostro circuito, nella nostra Serie A. Fece una super stagione entrambi in realtà, sia Brian che Ryan in maglia Nettuno. Quest'anno, come ci aveva ricordato prima Attilio, non è stato il Ryan che conoscevamo in maglia Samb. Matteo, bellissimo il suggerimento di Corosiniti che ti dà anche un po' il termometro di come l'allenatore di Viareggio ha detto a Genovali non ti fermare a protestare, invece fai il tuo, vai in raddoppio, cerca di pizzicargliela e non ti fermare alle cose che sono inutili per noi. Calcio di punizione per la Samb sul pallone Ryan. 7 minuti al secondo intervallo. 2-0 sempre il parziale. Poco fa il palo di Rafael. Ora ci prova Ryan sul calcio di punizione.
Arriva il fischio, parte Ryan, caccia forte, Carpita però c'è e Ozu allontana con un up and under che viene rincorso da Remedia. Il pallone è per la Samb con Paterniti, lancio lungo, Bernardo prova a salire di testa, non c'è il tocco di nessuno, il pallone è rimasto in campo, lo allontana Leo Martins direttamente, però le braccia di Seba Paterniti. Ryan, Paterniti, ancora Ryan, Miceli, accoppiamento importante quello davanti fra Rafael e Ozu, si gioca lì gran parte delle fortune offensive della Samb, i due sgomitano per la posizione in area di rigore. Paterniti va proprio al lancio verticale, proprio per Rafael che spunta alle spalle di Ozu, che però è semi inamovibile quando ti si piazza davanti, subisce il fallo. È gargantuesca la presenza di Ozu Moreira lì in fase difensiva. Sta entrando intanto Matteo, il giovane De Battistis, capitano dell'Under 20, che ti devo dire in queste ultime gare di campionato ha fatto benissimo ogni volta che è entrato. Sta cercando di dosarlo Olivero Di Lorenzo, però è anche vero che ogni volta che il numero 9 della Samb ha messo piede sulla sabbia ha fatto cose egregie. Classe 2004, ormai già paio di anni che lo vediamo in Under 20. L'anno scorso qualche prima apparizione in prima squadra, quest'anno decisamente più continuità, per uno dei giocatori, uno dei prospetti più interessanti, uno che è nato per giocare a questo sport, che ha il gol nel sangue, che ha un'ottima rovesciata, che veramente ha un grande prospetto futuro e futuribile. Quest'anno si sta togliendo delle belle soddisfazioni, anche cresciuto parecchio dal punto di vista fisico, mettendo su due belle gambe importanti. Può crescere e crescerà sicuramente ancora De Baptistis. Il futuro è assolutamente tutto dalla sua parte. Qui Ryan prova a girarsi bene, prova a sterzare, preso da Leo Martins, duello fra due giocatori molto veloci, poi Ryan perde palla e commette fallo sull'espertissimo portoghese. Calcio di punizione per il Parma di Viareggio. Matteo, le urla di Olivero Di Lorenzo a Ryan: non puoi giocare solo, non puoi giocare solo. Molto arrabbiato nei confronti del numero 7 che adesso lascia il campo ed entra Curcio. È chiaro che E continua il battibecco, non da solo, non da solo. È chiaro che lo scorso anno in una squadra appena promossa come il Nettuno, la prima esperienza in una pool scudetto, con una squadra quasi completamente al suo servizio, il talento di Ryan spiccasse in maniera particolare, perché spesso e volentieri lui e il fratello insieme a Pablo Perez giocavano di fatto, non ti dico da soli, ma poco ci mancava. E qui in una realtà decisamente superiore dal punto di vista della storia, della tradizione e dell'organico come la Samb rispetto a quel Nettuno dello scorso anno, bisognerebbe che Ryan un po' aggiustasse le sue modalità di gioco, e fin qui quest'anno non ha mai veramente inciso in maglia Epicar. Miceli dietro così da Paterniti. Bernardo torna dal suo portiere, stop di Petto e palleggio con la coscia, calcia Paterniti, Carpita attento al centro della propria porta nel deviare il pallone sopra la traversa. Devo dire che la fase difensiva di Viareggio funziona molto bene, concedono veramente poco alla formazione dell'Epicar. Finora Viareggio sta mantenendo le aspettative della vigilia. Eccolo De Baptistis, si arrampica e la tiene Carpita. Abbiamo detto dotato di un'ottima rovesciata De Baptistis, fondamentale se non numero 1, numero 2 qui sulla sabbia. Quando sai fare la rovesciata così bene sei già un bel pezzo avanti. Curcio, break su Genovali che non fa fallo, è rimasto però giù Curcio. Sbracciata di Genovali con Gianmarco Genovali che butta palla fuori e poi dice al suo compagno di nazionale Miceli: basta, questa è l'ultima volta che ci fermiamo.
Sì, Genovali ha messo il pallone fuori, ma ha detto io non ti ho toccato. Curcio non è molto d'accordo, sta continuando. I due ora si sono chiariti, ha detto io metto il pallone fuori, ma io non ti ho toccato. Guarda, la mimica è proprio questa. Sicuramente il tocco sarà stato involontario da parte di Genovali, che stava proteggendo il pallone. Mezza manata involontaria a Curcio, il pallone dietro, mamma mia che rischio per Fazzini. Carpita che evita un clamoroso di autogol. Fazzini se la alza, calcia, murato da Miceli. E la scippa però Remedi. Se la alza, rovescia, sciarcata a chiudere da parte di Miceli, poi De Baptistis se la prende e calcia, palla larga, ottimo fatto ancora una volta di De Baptistis, lo ripetiamo, classe 2004. Sì, Matteo, però pochi minuti, dovrebbe farne di più. Cioè, incide più De Battisti i De Battistis in cui 2 o 3 minuti che in questo momento gli altri suoi compagni di squadra. Paterniti, Miceli cercando ma non trovando Bernardo. Genovali prova a far correre Tommy Fazzini lungo la fascia col suo sinistro, si allaccia con Bernardo, ancora Fazzini dentro cercando Remedi che insegue il pallone, lo prende, se lo alza, palleggia, vede dentro Genovali, riesce ad arrivare Genovali al limite, azione insistita del Viareggio, Genovali fra le braccia di Paterniti che allunga De Baptistis, Paterniti non lo serve, va corto da Bernardo. Guardate come stoppi il pallone Bernardo, che in termini di tecnica pura penso non sia seconda assolutamente a nessuno. No, l'ho incrociato per la prima volta che ero un bimbo nel 2010 e già si vedeva che tecnicamente era un giocatore fantastico. Ti ripeto, tatticamente e tecnicamente è un giocatore che vorrebbero avere tutti. Se trovasse la porta con più di continuità sarebbe ancora più produttivo. Carpita, Bertacca, lo scorso anno ha vinto il premio Rising Star della BSVV, l'ente che organizza le competizioni europee e internazionali del beach. Insomma è il premio di fatto del miglior giovane al mondo. In passato hanno vinto giocatori tipo Be Martins, tanto per dirne uno, l'ho vinto anche Luca Bertacca. Mascaro, Paterniti, l'ho vinto anche Joseph Gentilin, mentre seguiamo il tiro di Petracci, deviazione di testa di Leo Martins, palla sul fondo, si resta 2-0, 90 secondi al secondo intervallo. Dicevo di Joseph Gentilin Jr. che proprio 2 giorni fa è stato operato con la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro. Il dialogo, Matteo, tra Fazzini, coach Corosiniti e Genovali. Vi dico calma, state calmi, girate palla, venite dentro quando abbiamo detto di venire dentro. Cioè, vuole questo Corosiniti sulla gestione. Carpita! Il volo di Paterniti, plastico, bello da vedere, forse è più che difficile la sua parata, poi va a lancio lungo cercando Mascaro, buono lo stop di petto, pallone intercettato però da Leo Martins che prova a partire, palla al piede dell'accelerazione di Leo Martins che va via fino in fondo, raddoppiato poi da Bernardo, si protegge all'altezza dell'angolo, la recupera la Sam con Bernardo che va a lungo cercando Franco Palma, un po' di spazio per Palma, Ozu, chiusura e rimessa laterale per chiudere il discorso precedente su Joseph, giocatore in forza al Pisa, si è infortunato durante la gara di Coppa Italia dello scorso 9 giugno contro l'FVG. A lui facciamo un grande in bocca al lupo sperando di ritrovarlo il prima possibile. Il comunicato stampa diramato dalla FIGC, l'obiettivo di Gentin è stato chiaro, quello di tornare abile ed arruolabile in vista del mondiale a cui la nazionale italiana si è qualificata andando a vincere le FIFA Qualifiers di Baku e staccando così il pass per Dubai 2024 a febbraio negli Emirati Arabi a caccia del sogno mondiale. Al secondo intervallo vi ricordo il programma di domani dalle 14:30 con le gare a perdere. 18 secondi al secondo intervallo, calcio di punizione Viareggio affidato a Zelucas.
poi Roma con una delle due squadre in campo adesso, la perdente alle 17 sulla zona Catania-Napoli 18-15 Pisa. Lunga rincorsa di Ze Lucas. Parte il numero 10. Calcia forte, centrale però Paterniti è attento. Rafael si gira, trova la porta, Carpita. Poi Mascaro lotta con Pugliese che porta via il pallone, lo caccia via lontano e suona il fischietto. Eccolo qui il suono del fischietto al secondo intervallo. È ancora 2-0 Parma di Viareggio sulla Samb. Finisce 0-0 il parziale della seconda frazione di gioco. Resistono i gol di Leo Martins e Bertacca nella prima frazione. Sì, partita appesa, ancora lì. La Samb ci ha provato, Carpita ha detto no, poteva chiudere anche in alcune occasioni Viareggio dando massimo vantaggio e il terzo periodo sarà ancora in mezzo all'equilibrio. Io vado sulla panca dell'Epicar Sammetese e poi su quella di Viareggio e ci sentiamo dopo. Vai Attilio, sguinzagliati, autosguinzagliati. Nel frattempo abbiamo visto le immagini proprio della panchina di Oliviero Di Lorenzo con la grinta, i denti stretti a digrignare di Franco Palma, forse il giocatore con più esperienza di tutti, e vede che la Samb comunque non è lontanissima rispetto al Viareggio che partiva chiaramente favorito in questa partita. Samb che ha giocato comunque un buon match e anche se ha subito l'accelerazione in avvio con la doppietta Leo Martins Bertacca, è rimasta lì incollata alla gara. Ha avuto un paio di ottime occasioni, tra tutte il palo colpito da Rafael, che però non ha avuto ulteriore gloria e alla fine il secondo tempo è terminato ancora, come detto, sul 2-0. Mascaro in piedi sulla panchina della Samb, le indicazioni di Oliviero Di Lorenzo. Abbiamo visto inquadrato anche il nostro Attilio Scuderi andare a spiare il time out del leader massimo della panchina marchigiana, mentre dall'altra parte Ciccio Corosiniti continua a dispensare perle di saggezza sulla panchina della Parma Viareggio. Ricordiamo domani a partire dalle ore 17 in diretta su DAZN le semifinali scudetto. La prima sarà quella fra Catania e Napoli e a seguire quella che il Pisa affronterà contro la vincente di questa partita. Matteo. Vai Attilio. Allora, eccoci qui, quindi abbiamo raccolto un po' di impressioni da parte di coach Di Lorenzo che ha detto perché non riusciamo ad aggredire sto secondo palo. Siamo sempre bloccati, ha detto se lo mangerebbe il secondo palo. Sì, Di Lorenzo. credo di sì, perché dice lo facciamo tutti i giorni in allenamento, lo facciamo bene, non lo stiamo facendo adesso. Ha chiamato Mascaro, ha chiamato anche l'aggressività di Bernardo, ha detto tante volte andiamo lì sul secondo palo a chiudere perché abbiamo la possibilità, invece rimaniamo indietro e non abbiamo la voglia, la grinta, la cattiveria per andare ad aggredire il secondo palo. Dall'altra parte coach Corosiniti e soprattutto Leo Martins che ha detto dobbiamo stare tranquilli, non facciamo falli stupidi perché i falli stupidi possono riaprire la partita con i piazzati. Questo quello che vuole poi Corosiniti, sempre il 2-2, vuole calma, vuole possesso, vuole accendere il suo Viareggio solo nel momento giusto, quando abbiamo calciata facile. Dopo il triplete nel 2016 del Viareggio, unica squadra italiana a vincere l'Euro Winners, che è andata vicino quest'anno il Pisa, che ha perso in finale con la squadra israeliana che aveva fra le sue fila Elliott, fra gli altri che abbiamo visto prima perdere il quarto di finale con il suo Friuli Venezia Giulia. Dicevamo Viareggio che dopo il triplete del 2016 ha giocato la finale scudetto nel 2019, persa con la Samb, e nel 2022 persa con il Pisa. Proprio lo scorso anno per il Viareggio dovesse arrivare in semifinale sarebbe la nona semifinale della sua storia
e domani ritroverebbe tantissimi ex. In casa Pisa sono 1,5 milioni quelli che in Pisa sono passati dal Viareggio. Ultimo di questi, quello che lo scorso anno era il capitano, ovvero Simone Marinai. Fascia che poi è passata sul braccio di Andrea Carpita. Si parte per il terzo e ultimo tempo, 2-0 Viareggio. Leo Martins e De Lucas sul punto di battuta, Petracci e Ozzo a completare il quartetto di movimento, con ovviamente Carpita fra i pali. D'altra parte Paterniti, Ryan, Mascaro, Bernardo e Rafael. Murato alla conclusione di De Lucas, che poi va alla rimessa laterale. Carpita. Sale lui. Allarga da De Lucas. Ozzu va sulla parallela dove Mascaro anticipa Leo Martins. Ultimo parziale della giornata. Carpita. 2 gol alla Sambro per portare all'overtime. Calcia lui, trova Leo Martins che l'accomoda per Petracci. Occasione Viareggio. Rafael a metà campo, parte Mascaro, visto servito sopra la testa di Leo Martins. Bella giocata di Mascaro. Esce a croce Carpita, pallone sul fondo. Quel secondo palo che ti dicevo, vedi? De Lucas, finta di calciare. Si accentra sul sinistro, trova Leo Martins, controlla così così. E l'occasione sfuma, allora Ozzu Moreira. Carpita. De Lucas. Andrea Carpita. Palleggi. Si accentra. Bella palla su De Lucas che ha preso linea di tocco Leo Martins, extra pass Petracci, prova a girarsi, chiuso da Ryan che appoggia dietro da Seba Paterniti che premia la corsa di Mascaro. Buono l'aggancio del 10, si fa vedere Rafael dentro da Bernardo. Leo Martins chiude, allontana addosso a Mascaro, ancora Mascaro, accorcia le distanze la Samb che si rimette dentro la partita. 1 minuto e 40 del terzo tempo, ha segnato Ale Mascaro. Matteo ha fatto tutto Viareggio, ha consegnato 2 volte il pallone, poi Mascaro ha trovato il piattone con Carpita fuori dai pali. Ecco un episodio che può riaprire la gara come l'ha riaperta. L'aveva detto la panchina del Viareggio: non facciamo errori, non regaliamo punizioni, perché è ancora lì. Purtroppo però pasticciaccio. sì, un pasticciaccio che però mette pepe a questo quarto di finale. Assolutamente sì, e Mascaro sta disputando un'altra stagione molto importante, numero 10 della Samb. Già lo scorso anno era riuscito a farsi vedere mentre calcia Fazzini, pallone sul fondo con continuità, diciamo, anche in fase offensiva. E anche quest'anno Mascaro con il 7° gol della sua stagione premia l'avvio buono di partenza del terzo tempo della Samb, che accorcia le distanze e va sul 2-1. Bertacca. Carpita. Lancio di Carpita, Genovali prova a passare rimessa. Carpita. Genovali. Allargato il gioco su Remedi. E punta Mascaro. Prova a partire Remedi. Calcia forte! Paterniti sul primo palo in calcio d'angolo. Dal corner va Tommy Fazzini. Incrocio con blocco di Remedi per liberare Bertacca sul secondo palo. Attento Paterniti che smanaccia. Ancora Bertacca, prova a liberarsi di 2 avversari. Conquista la rimessa laterale. C'è giù Rafael e allora gioco interrotto. Prova a farsi sentire anche il pubblico di Fede Viareggina. Si rialza Rafael, costretto al cambio. Al suo posto rientra Curcio. Si riparte con la rimessa affidata a Bertacca. In
Incrocio con Pazzini che viene incontro, pallone restituito proprio a Bertacca all'altezza del calcio d'angolo. Si va a vedere dentro Remedi sul secondo palo Genovali, palla che si impenna e termina sul fondo, rimessa per Paterniti. È stato toccato il calcio pallone. d'angolo, sì. Sì, è stato toccato il pallone, sarà ancora calcio d'angolo per Viareggio. Se ne va ad occupare Fazzini. Blocco di Remedi che poi va giù, pallone alzato per Bertacca che si coordina, calcio forte, bene ancora Bertacca! Bertacca! Si va a prendere l'abbraccio di Viareggio, 3-1, il primo no, il secondo sì, destro prima, sinistro vincente poi, 3-1, riallunga il Viareggio. Impressionante il gol perché ha provato prima col destro, poi è andato col sinistro. Quando un giocatore non ti dà prevedibilità, calcia col destro, calcia col sinistro, anche al portiere viene un po' il mal di testa. Che forte che è Luca Bertacca, qui rivediamo, si coordina col destro, Murato non ci pensa su due volte, fa partire un sinistro perfetto, chirurgico all'angolino, nulla può Paterniti, 3-1. E questa può far male psicologicamente alla Samb, aveva riaccorciato, si era rifatta sotto, ma il Viareggio ha rialzato i giri del proprio motore ed è riandata subito sul doppio vantaggio. Bernardo, Ryan piazza, addosso a Remedi, respinto con perdite. Curcio dietro da Paterniti. Opzione Mascaro servito, risale il campo però Leo Martins in pressione. Paterniti, lancio lungo, Bernardo. Preso da Remedi. Mascaro, Bernardo. Mascaro alza il pallone per Curcio che caccia alle stelle. Carpita, lancio lungo, Remedi, Leo Martins. Preso da Curcio, giù Remedi, calcio di rigore per il Viareggio. E attenzione sì perché è stato agganciato, infatti Curcio rimane lì, si lamenta forse con se stesso, è stato agganciato, sarà calcio di rigore. La furbata di Ale Remedi, ha scartato, toccato, Nitto, mi è sembrato il tocco su Remedi, che adesso potrà sfruttare questo rigore. Piazzato per il Viareggio, calcio di rigore alla battuta Ale Remedi. Va a mettere giù il pallone sulla sabbia Remedi, mentre Bernardo ancora a colloquio col direttore di gara. Potrebbe essere una mazzata psicologica notevole questa per la Samb qualora dovesse andare a segno il Viareggio, che scapperebbe al massimo vantaggio. È pronto Remedi dal dischetto. Va a sistemare giù la sabbia Remedi e adesso va a prendere la rincorsa. Parte da lontanissimo Remedi, la rincorsa chilometrica contro Paterniti. Arriva il fischio, va Remedi col destro, Paterniti tiene vivo la Samb, poi subisce fallo Mascaro. Importantissima parata di Paterniti, Attilio. Sì, vabbè, non è nuovo, Paterniti è para rigori, quindi
non è nuovo a queste cose. Sebastiano Paterniti è uno che sente la porta, sente i calci di rigore, si muove prima, sente l'istinto di dove può andare il pallone, lo ha fatto, ha parato, tiene viva la Samb. Stiamo rivedendo la parata di Paterniti, ha incrociato Remedi forte ma non troppo angolato, non troppo forte, non troppo alto né troppo basso. È venuta una conclusione che era un po' una via di mezzo, e allora Paterniti lì pronto, attento nel respingere. Si resta 3-1 e resta incollato alla partita la Samb. Punizione per Mascaro, da lontano forte Carpita, il calcio d'angolo, il più ispirato dei suoi, Ale Mascaro. Calcio d'angolo affidato ad Addari che lancia fuori per Curcio, mezza rovesciata, Carpita la smanaccia via, è rimessa Curcio. Stiamo a vedere Bernardo, palla sul secondo palo, Mascaro, Carpita in uscita, è rimasto giù Mascaro, gioca Ozu che poi un grande gesto di fair play butta fuori il pallone sui campi da beach volley e interrompe così l'azione di ripartenza del Viareggio. C'era Mascaro rimasta a terra sull'uscita di Carpita. E questi sono momenti e gli attimi decisivi del beach soccer, quando mancano quasi 6 minuti, siamo praticamente a metà, 7 minuti e 23 secondi, siamo a metà praticamente quasi del terzo tempo. Qui si accelera verso la vittoria o si accelera verso la grande rimonta. La partita per adesso è così, ancora sul filo dell'equilibrio. Ozu. Mancano 7 minuti e 10 alla fine del match, più 2 per lancio in avanti di Carpita. Matteo, Sì, vai. ti informo solamente che non è più rientrato perché ha preso una brutta botta all'alluce. Rafael sta andando continuamente di ghiaccio, sia quello spray che ghiaccio normale, ma ancora non sta sentendo refrigerio. Si continua così, vedremo più avanti. Anzi, forse ora si è rimesso in piedi, decide di rientrare. Stringe i denti Rafael, non sarà evidentemente al 100% in questo finale di partita. C'è Petracci per terra con un po' di sabbia negli occhi, sempre molto doloroso questo tipo di situazione, spesso e volentieri frequente sui campi di beach soccer, questo tipo di interruzione. Si riparte con De Lucas che tira indietro il pallone a Paterniti, molto spezzettato questo terzo tempo, siamo ancora a metà. Paterniti, Palma, Paterniti, lancio lungo cercando Curcio, sponda di testa, interessante. Ozu in anticipo su Addari, Carpita chiama palla Remedi, stop di petto di Ale Remedi, preso da Bernardo, la difende benissimo Remedi, sovrappone Ozu che vuole andarsela a riprendere, la scippa Addari, arriva De Lucas però se la riprende Bernardo, bella la giocata di Bernardo, grande numero di Bernardo e poi però non la tiene più in campo. Ora rimessa per Papareggio alla battuta il vice capocannoniere del torneo De Lucas. Conclusione dalla distanza, Paterniti però la lascia sfilare fuori, poi va al rilancio. Solita rotazione per Viareggio, pronti Bertacca, Fazzini, già entrati Remedi e Genovali, mentre ritorna Rafael dopo la botta al piede. Palma calcia, facile per Carpita, Leo Martins. Eccolo Rafael impegnato in marcatura sul portoghese, lancio di Carpita per la velocità di Leo Martins. Un po' troppo lungo anche per i piedi rapidi del giocatore lusitano, fratello gemello di B. Martins. Non male come accoppiata di gemelli, hanno segnato la storia del beach soccer degli ultimi anni.
andando a vincere tutto anche con la nazionale portoghese. Bernardo. Bernardo, ancora lui, lungo la fascia. Bella palla lato lato per Rafael. Carpita, attento, presa alta. Ottima partita, solida di Andrea Carpita. Remedi, in mezzo a due, prova a passare, va giù, non c'è fallo. Bernardo la riprende, allarga il gioco per Addari. 4,40 alla fine. Paterniti. Lancio in verticale, esce Franco Palma. Perde il contatto con la sfera, Genovali, poi Leo Martins si gira su Addari con una proprietà tecnica straordinaria, poi sbaglia l'appoggio per Genovali. Pallone rimessa laterale per la Samb. Una volta, vi ricordo, domani dalle 17 le due Paterniti. scudetto diretta Gaston. Bertacca di testa allontana. Palla sul fondo, Paterniti. Mascaro. È finita la prima gara tra Catania e Alza la Napoli. L'NCT aspetta una di queste Palma. azioni. Appoggio dietro da Paterniti. Ancora Franco Palma con l'esterno, Paterniti. Lancio Lucca per Palma che si coordina e calcia. Letta pin di Rafael. La Samb è ancora viva. 3,47 alla fine. 3-2 e poi si accende una mischia in area di rigore fra Bertacca e Rafael. Storie tese in questa finale di partita. Arriva anche Genovali ad allontanare Bertacca. Si sono alzati un po' troppo i gomiti lì davanti. Capannello proprio davanti alla riga di porta. Sì, ancora Matteo, ancora Bertacca chiama Raffaele, lo vuole vicino a sé, dice non alzare più i gomiti. È vero anche che Bertacca voleva trattenere il pallone dopo il gol di Raffaele, ammoniti tutti e due. Giallo per entrambi, come sottolineato bene da Attilio Scuderi, poi tutto rientrato nel giro di pochi secondi, ma si era accesa una miccia, accendendo anche i caldi spettatori del Stadium Matteo Valenti, ma il dato di fatto è che è 3-2. Il Viareggio ha sprecato un rigore con Remedi, poteva andare sul 4-1 e ora 3 minuti e 40 dalla fine si trova con un solo gol streaming sito di vantaggio. La Samb è dura a morire, lo sapevamo. Sì, pugni forti di Oliverio Di Lorenzo alla ghiacciaia, diciamo così, al freezer dove vengono tenute le bottigliette d'acqua per rinfrescare i giocatori, simbolo che la Samb vuole stare lì. C'è a 3,47, ripeto, si mette nuovamente il peperoncino a questo quarto di finale. Centrata per il Viareggio, Leo e Bertacca sul punto di battuta. Bertacca per far correre Genovali, calcia male con Mascaro che anticipa Genovali, il pallone diventa buono per Paterniti. Andiamo verso la volata finale e siamo ancora ruota a ruota fra Samb e Viareggio. Addari, stop, la mette giù, arriva Genovali che poi allontana Leo Martins, protesta Samb per un tocco eventuale di braccio. Extra pesca e non riesce. Franco Palma che ha giocato una grande stint di partita in questo finale, poi Bertacca la porta via, la difende lateralmente e va dietro da Carpita. Ha preso linea Fazzini, visto e servito da Carpita. Su di lui Palma, lo brucia Fazzini. Fazzini super gol di Tommaso Fazzini che fa tutto da solo, si beve tutta la difesa della Samb, spiana la sabbia e col mancino a incrociare trova il gol del 4-2. Grande gol di uno dei talenti più luminosi, gol di bellezza abbacinante di Tommaso Fazzini. È un giocatore che quando vuole accendersi fa la differenza e si è acceso. Prima aveva avuto un piccolo battibecco con Santini, col direttore tecnico. Gli ha detto lasciami tranquillo, adesso mi accomodo in panchina e rientro. Bene, è rientrato, ha fatto slalom, non l'ha fermato nessuno, l'ha messa dove nessuno poteva arrivarci. E lo ha fatto con una facilità disarmante, anche perché lo ricordiamo, non è erba, non è parquet, è sabbia e la palla rotola in maniera differente. Impressionante la giocata col controllo orientato a bersi Franco Palma, poi saltati Rafael
e un altro avversario è Mascaro, credo, e poi il sinistro a incrociare che ha battuto Paterniti. 4-2 il Viareggio con la forza dei viareggini. Qui De Baptistis rovescia, De Baptistis, il più giovane di tutti, e ancora vivo la Samp, ha segnato De Baptistis. Viareggio su Viareggio, San Benedetto su San Benedetto, e 4-3. Che spettacolo! Viene tenuto troppo in panchina. Davvero, Viene tenuto troppo in panchina. Troppo perché ogni volta che entra è decisivo. battuto Carpita, rovesciata bellissima di De Baptistis all'angolino. 4-3, 2,50 alla fine, botta e risposta. Non si stanno risparmiando questi due pesi massimi che se le stanno suonando di santa ragione. Centrata Viareggio, Leo Martins, Ze Lucas, Bertacca anticipato da Bernardo, rimessa Viareggio. Matteo, ma è abbastanza logico, cioè è un giocatore che nell'Under 20 gioca un altro sport. Per i Per tuoi... 20 fa un altro proprio. Ecco, fa un altro sport rispetto ai suoi pari grado. Qua ogni volta che è entrato è da Catania che c'è qualche magia attorno al numero 9 della Samp. E secondo me gli allenatori le devono sentire queste cose. Leo Martins, Bertacca, calcio forte addosso a Ryan, ancora Bertacca, parallela per Leo Martins, la palla si alza, chiede la deviazione Leo, che c'è, calcio d'angolo, Parma e Viareggio. 2 minuti 5 secondi alla fine, terzo tempo meraviglioso, si sono risparmiati dal punto di vista del gol, gol di Leo Martins, e questo può essere il colpo mortale di testa, il più piccolo di tutti, in centimetri. Leo Martins arriva come un falco in area di rigore e fa 5-3. Sì, sullo schema chiamato da Corosiniti, che si è beccato il 5 anche dal direttore tecnico Santini qui in tribuna, proprio perché ha chiamato il movimento. Bellissimo, Leo è arrivato e ha fatto gol. L'abbiamo rivisto adesso con il blocco cieco da parte di Leo Martins a liberare Bertacca sul secondo palo, e poi pick and roll, blocco e rotazione, attacco verticale dello spazio di Leo Martins, che è tutto solo di testa dopo il blocco portato a De Baptistis, buca Paterniti. 5-3. Il Viareggio ha veramente una quantità di soluzioni incredibile. 100 secondi alla fine. Attilio, non so se sei d'accordo con me, ma se dovesse andare in semifinale il Viareggio, per il Viareggio che abbiamo visto e per il Pisa che abbiamo visto oggi, tutt'altro che scintillante, domani con un probabile tutto esaurito, mentre vola via Ze Lucas, ma esce Paterniti con un probabile tutto esaurito, sarà il Viareggio probabilmente a partire con i favori del pronostico sul Pisa. Quello non lo so. 51-49. Non lo so, Matteo, so solamente che forse è meglio mettere il casco. Quello sicuro, quello sicuro. Vedremo gente arrampicata da tutte le parti per questo derby sentitissimo. Qui Mascaro va giù senza fallo, Bertacca di prepotenza se la prende, tocco morbido, Ze Lucas per chiuderla, a tocco per Remedi addosso a Ryan, un po' egoista, poteva servire Bertacca, poi Mascaro prova ad andare via con le ultime energie. Siamo entrati nell'ultimo minuto di partita, ultimi 45 secondi. De Baptistis, impresa ora disperata per la Samp, che ha 2 gol da rimontare per mandarle ai supplementari, lancia in avanti, Carpita di pugno direttamente nella zona di Paterniti, che la mette giù, non può più temporeggiare, segna Paterniti, e allora abbiamo un altro finale ruota a ruota. 30 secondi dalla fine ha segnato Paterniti. La Samp è dura, durissima a morire. Matteo, l'ha toccata Bertacca, che ha chiesto scusa al suo portiere. Sì, probabilmente l'aveva chiamata Carpita, Attilio. Sì, l'ha sfiorata in maniera determinante perché Carpita era sulla traiettoria. Messo fuori gioco dalla deviazione di Bertacca Carpita. E allora 32 secondi, 5-4. La partita più bella di giornata ce la siamo riservata per il finale di questi quarti di finale. Chi vince, lo ricordiamo, va in semi domani. ...32 secondi. Centrata Viareggio, che ha provato a scappare 2-3 volte sul doppio vantaggio, ma la Samp è sempre rimasta lì.
Terzo tempo fantastico da parte di entrambe le squadre. Bernardo se la riprende, prova a dare una speranza all'attacco della Samba, ma si trascina il pallone fuori. La rimessa è per il Viareggio, affidata a Ze Lucas. Carpita, 10 secondi, sembra fatta per il Viareggio. Bernardo va a spendere fallo su Carpita per interrompere in maniera saggia, mi viene da dire, il tempo che stava scorrendo. Giocata di esperienza di Bernardo che si prende l'inevitabile cartellino giallo. Una giocata alla pallacanestro. Assolutamente però determinante, perché o Carpita fa l'Eurogol che fa cadere l'arena di Viareggio, o se no la Samb ha la possibilità di giocarsi negli ultimi 8 secondi l'attacco finale. Potrebbe provare anche a giocarla corta Carpita come terza opzione, in modo da provare a congelare il possesso. 8 secondi e un decimo alla fine del quarto di finale più bello di giornata. Credo la giocherà infatti vicino Carpita su Ozu. È così, Ozu ancora da Carpita, ma sta per scadere il tempo. Carpita lancia lungo direttamente fuori il pallone. Ryan alla rimessa, ma non c'è più tempo, anzi no, viene accumulato qualche altro secondo. Alla fine arriva il triplice fischio finale della partita. Alla nona semifinale della sua storia ci va il Viareggio, che batte al termine di una partita bellissima 5-4 l'Epicar San Benedettese, e domani affronterà in un derby di passione sentitissimo sicuramente il Pisa. Nell'altra semifinale ci sarà invece un'altra super sfida tra Napoli e Catania. Le semifinali domani alle ore 17 a partire da DAZN, a bordo campo da Tommaso Fazzini Consiglio. Ed eccoci qui a bordo campo. Allora, partiamo intanto dalla vittoria, soffertissima ma bellissima. Sì, soffertissima e soprattutto bella, perché come avete visto tutti davanti a tutte queste persone, arrivare in semifinale per la prima volta alle finali in casa è stato veramente bellissimo. Senti, poi passiamo al gol. Bellissimo, dai. Hai fatto tutto tu. A un certo punto ho detto non è parquet, non è erba, è sabbia, è ancora più difficile, ma tu andavi giù bello e poi hai fatto quel diagonale perfetto. Dopo un battibecco con Santini, non è che non l'ho sentito. No, è routine, diciamo, per te, ma abbiamo questa confidenza, quindi non c'è nessun battibecco, sono solo cose di campo che è normale, così. Però bel gol. Grazie mille. Senti, sei quei giocatori che sono tanto amati dagli allenatori perché la puoi risolvere, ma tanto così naif, lo definiamo così, là davanti tutto può accadere. Sì, mi ha detto anche il mister, l'importante è fare sempre quello che mi dice lui, sia fare sempre le cose giuste nel momento giusto, e poi quando conta si vede, quando c'è la possibilità di far gol, di fare un assist, è quelle le cose che contano. Via. Domani Pisa. Sì, domani è la sfida più attesa, diciamo, per tutti, sia per noi ma soprattutto anche per loro, perché ci temono, sono sicuro che come noi temiamo loro temono noi. Grazie a Tommaso Fazzini, complimenti a Farma e Viareggio. La linea al mio compagno di viaggio, a Matteo Santi, a chiudere. E allora è davvero tutto per questa lunga giornata dei quarti di finale. Ricordiamo, domani alle ore 17 su DAZN le semifinali, si apre il programma gare con Napoli, Catania e poi a seguire l'Energy Pisa contro Farma e Viareggio, il derby attesissimo che chiude la giornata delle semifinali. Per oggi è davvero tutto, un saluto e ringraziamento da parte di Matteo Santi, ci sentiamo domani su DAZN, ciao.